È successo tutto in pochi secondi. La tragedia che si è consumata ieri sera, poco dopo le 21:40, ha dell'incredibile. Al centro una serie di concause che riviste oggi non sanno dare una spiegazione. Una guardia giurata sfreccia a tutta velocità lungo la Udine Tricesimo, non si ferma all'Al della stradale, scatta l'inseguimento. All'altezza del parco commerciale di Reana si consuma la tragedia. L'uomo, Renzo Vuattolo, 56 anni, sposato e residente a Tarcento, una volta sceso dall'auto avrebbe giustificato la sua corsa per una chiamata d'urgenza di intervento. A quel punto, sempre secondo la ricostruzione ufficiale fornita, gli agenti chiedono i documenti per il normale controllo di rito. Il Vuattolo si accorge di non averli al seguito, nemmeno il tempo di capire, estrae la pistola d'ordinanza e si spara un colpo secco alla tempia che non gli lascia scampo. Seppur celeri, inutili, visto che l'uomo è spirato all'istante. Sul posto 3 volanti della questura di Udine coadiuvati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Viale Trieste. Effettuati i primi rilievi di legge sul luogo del tragico evento e dopo il sopralluogo del medico legale il via libera da parte del magistrato per la ricomposizione della salma presso l'obitorio dell'ospedale di Udine. Salma che al momento resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, dove nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. Nessuna ipotesi viene al momento scartata.